E adesso basta chiamarli ragazzi perché hanno le chiavi di casa, una casa tutta per loro dalla quale entrano ed escono quando vogliono, pure la sera. Un appartamento che gestiscono in quasi totale autonomia. 9 persone Down sono andate a vivere in pieno centro di Padova in via Agnus Dei, grazie a un importante progetto dell'associazione Down Dadi che da decenni si occupa delle persone con la sindrome di Down. È venuto il tempo di pensare al dopo di noi e al durante di noi. Lo sganciamento dalla famiglia non deve essere improvviso e solo perché ci sono dei lutti o la scomparsa dei genitori. Noi partiamo quando i ragazzi hanno 12-13 anni perché è allora che nasce forte il desiderio di avere una vita autonoma. C'è una cosa che non ti piace fare? Lavare i piatti. Mentre la cosa che ti piace fare di più in casa qual è? Mangiare. A cucinare te la cavi? Sì. Il tuo piatto, il piatto che preferisci fare? Padina. Ah, piadina, ok. Fatta come? Con salame. Ah, leggerina quindi. 2 uomini e 7 donne in 2 grandi unità abitative. Elena descrive così la sua nuova casa. Bella. È bella, è grande e ha gli spazi molto grandi. Il taglio del nastro di questa esperienza è stato affidato al massimo esponente di governo nel settore. Se ne parlerà anche a Verona di esempi come questi al convegno? Ma certamente fanno. Tra l'altro la domenica dovrebbe esserci proprio anche uno spettacolo con dei ragazzi disabili, oltre al fatto che siamo anche nel periodo perché il 21 è la giornata della sindrome di Down, il 2 l'autismo, quindi tematiche importanti e stiamo cercando pian piano di affrontare perché sono dei mondi, ci sono disabilità diverse, meno gravi, più gravi. Presenti anche l'assessore regionale alla sanità e al sociale Emanuela Lanzarin, il vice sindaco Arturo Lorenzoni, la fondazione Cassa di Risparmio. Un sogno si è realizzato. La Down Dadi e i suoi 9 inquilini chiedono a tutta la città di sostenerlo nel tempo.